Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine che è utilizzato soprattutto nel linguaggio di alto lignaggio, una parte della società, bene, convinti che sia un termine italianissimo, ma è assolutamente napoletano. State tranquilli e certi di questo. Il termine in questione è ofano. Con il termine ofano e con l'ofanità si intende una persona boriosa, altezzosa, vanagloriosa, piena di sé. Il termine deriva molto probabilmente, le versioni più accreditate la danno dallo spagnolo, da ufanare, che deriva anch'esso dal gotico ufio, abbondanza. Così anche da cui è derivato poi mangiare a ufo, mangiare fino a sfondarsi. Il legame con ofano semplicemente è nel fatto che una persona che abbonda di sé si comporta in quel modo, in maniera vanagloriosa, in maniera boriosa, lei non sa chi sono io. Molti sono convinti che questo termine, per il fatto che sia perfettamente italiano e che sia pronunciato perfettamente in italiano, sia italiano. In realtà il termine è assolutamente napoletano. Non ha nessuna accezione italiana, non lo troverete in nessun vocabolario se non con meridionalismo. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!